Torniamo in una nuova location del Friuli occidentale, parliamone a una nuova destinazione. Io ringrazio come sempre l'amico Loris Pasut, che è un po' il deus ex machina di Parliamone, FNP CISL pensionati. Caro Loris, dove ci troviamo oggi? Allora, ben ritrovati cari telespettatori, un ringraziamento sempre doveroso ai tecnici che ci permettono di entrare nelle vostre case. Siamo a Maniago, siamo in piazza Nicolò al numero 13, quella che vedete alle mie spalle è la sede CISL dei pensionati e della CISL, dove operano i nostri volontari, ma non solo, anche i rappresentanti delle categorie. Maniago città diventata famosa per la sua attività fabbrile, un borgo molto bello, l'ingegno umano qui ha dato espressione massima di sé, dove l'utilizzo delle risorse naturali, l'acqua, il ferro, la pietra, hanno fatto di Maniago un punto di riferimento per il mondo intero. Ma ora seguitemi. Entriamo, Alberto, che vi faccio conoscere i nostri volontari. Ecco, se mi seguite entriamo e ve li presento tutti quanti. Eccoci qua, sono entrato nell'ufficio dove operano i nostri volontari della FNP CISL, senza i quali, lo voglio ricordare sempre, le nostre sedi non potrebbero funzionare. Ve li voglio presentare uno ad uno. Abbiamo Arturo, abbiamo Roberto, abbiamo Stefano, Sebastiano e infine Angelo, il responsabile della sede, il quale ha delle cose interessanti da dirvi e gli passo immediatamente la parola. Prego Angelo. Noi siamo un gruppo di volontari che diamo risposta a tutti i problemi degli utenti che si rivolgono ai nostri servizi per quanto riguarda il CAF e l'INAS. Chiaramente la gente che si rivolge a noi ha bisogno anche di servizi non legati alle cose che noi riusciamo a dare e quindi diamo anche delle indicazioni su come rivolgersi. Abbiamo dei recapiti nostri che sono uno a Meduno e uno a Cimolais e per la vastità del nostro territorio negli anni passati abbiamo pensato di istituire un servizio di trasporto che è stato denominato come Anteas per il trasporto, diciamo, delle persone anziane ai servizi sociosanitari che sono collocati nel territorio. Bene, ringraziamo Angelo ed ora vi accompagno nell'ufficio dell'INAS dove si svolgono le pratiche previdenziali. Vi faccio conoscere Patrizia e Paola, seguitemi. Eccoci qua, sono entrato nell'ufficio INAS, le pratiche previdenziali. Qui vicino a me c'è Patrizia che avete già conosciuto, abbiamo la collaboratrice Paola e assieme formano una squadra formidabile. Saranno loro stesse a raccontarvi di che cosa si occupano e del caso di cui oggi vorrebbero parlare. Prego a Patrizia. Mi dai il caso? Grazie. Allora, si presenta da noi un signore per la verifica della pensione. Lui è un lavoratore edile e ci racconta che ha qualche acciacco e vorrebbe accedere al più presto appunto a questa pensione anticipata. La collega le stampa un estratto contributivo e vede che avendo già 41 anni di contributi, avendo un anno prima del 19° anno di età, potrebbe rientrare come lavoratore precoce nell'edilizia. Fa la domanda all'INPS dove richiede questa certificazione al diritto, l'INPS accoglie la domanda, presenta in un secondo momento la domanda di pensione vera e propria e quindi anticipa la pensione di 1 anno e 10 mesi, perché altrimenti sarebbe potuto andare in pensione con la Fornero e quindi a 42 anni e 10 mesi. Gli suggeriamo di portarci anche la certificazione sanitaria riguardante questi acciacchi che ci aveva appena nominato, ovvero problemi alla schiena, problemi alle ginocchia. Raccogliamo il tutto, lo sottoponiamo al nostro medico legale di Pordenone, perché il medico viene solo in sede a Pordenone, il quale conferma che vi è un nesso fra patologia e mansioni. Presenta all'INAIL una denuncia di malattia professionale e gli viene riconosciuto un punteggio dell'8%
dando diritto a un danno biologico. Molto bene, e come avete sentito dalle parole di Patrizia, quando entriamo nel merito delle cose, dei problemi, andiamo anche a risolverli e a dare soddisfazione a tutti quanti, ai cittadini, ai nostri associati. Ora vi faccio vedere un'altra realtà, perché qui non ci sono solo l'INAS, non c'è solo il CAF, ci sono anche le categorie, i rappresentanti di categorie. Andiamo a conoscere adesso Antonello Lenardon, che è il rappresentante della FIM, la categoria dei meccanici. Ecco, se mi seguite vi accompagno da lui. Eccoci qua. Siamo in un altro ufficio, l'ufficio dove di solito vengono i rappresentanti delle categorie dei lavoratori. Oggi qui con me Antonello Lenardon, rappresentante territoriale della categoria dei metalmeccanici, la FIM, al quale do immediatamente la parola perché in queste zone hanno tanti argomenti su cui parlare. Prego Antonello. Grazie. Beh, diciamo che l'azione sindacale della FIM si svolge essenzialmente in due contesti principalmente. Il primo è quello aziendale, diciamo, quindi nelle aziende del territorio in cui abbiamo iscritti e dove c'è una rappresentanza sindacale, quindi la RSU. Svolgiamo un'azione prettamente di carattere collettivo, quindi attraverso la contrattazione cerchiamo di migliorare quelle che sono le condizioni minime di base, diciamo, che sono stabilite dalle leggi e dai contratti, e quindi cerchiamo di aumentare il salario attraverso i premi di risultato, migliorare le condizioni di lavoro, discutendo degli orari, eccetera. Diciamo. Questa è la prima parte della nostra azione, che è quella principale, diciamo. La seconda si svolge, diciamo, dentro le sedi, quindi le sedi principali, quella di Pordenone, ma anche quelle territoriali come questa di Maniago, dove incontriamo i lavoratori singolarmente, e quindi i lavoratori che vengono principalmente hanno bisogno di un'assistenza dedicata per problemi, diciamo, di carattere individuale, personale, che riguardano sempre i temi del lavoro, quindi la lettura della busta paga piuttosto che una consulenza su un aspetto particolare del contratto di lavoro, ad esempio sulla malattia, quanto è il periodo di conservazione del posto di lavoro, qual è il trattamento economico durante la malattia e così via, fino ad arrivare, diciamo, ai casi più estremi in cui c'è un licenziamento e in cui noi, diciamo, assistiamo il lavoratore, lo accompagniamo nella impugnazione del licenziamento fino magari a ottenere anche soddisfazione per il lavoratore stesso. Molto bene, grazie Antonello e della tua disponibilità. E allora non si conclude qui la puntata, c'è un'altra persona che vi voglio far conoscere perché deve parlare assolutamente di un tema che qui è sentito particolarmente. Ecco, se mi seguite ve lo faccio conoscere. Eccoci qui, qui con me, qui vicino a me, seduto Arturo Cappello, che vi ho già fatto conoscere all'inizio. Maniago è stata anche capoluogo dell'Unione Territoriale delle Valli delle Dolomiti Friulane. Arturo Cappello è una persona che adesso è volontario qui con noi, ma si è occupato, è stato sindaco per 14 anni delle nostri territori, è stato segretario comunale di vari comuni. Parlerà in questo momento di un tema caro a Maniago, ma non solo a Maniago, ma tutta la comunità pedemontana. Gli cedo immediatamente la parola. Prego Arturo. Sì, sono stato segretario comunale subito dopo il terremoto. Fino a non tanto tempo fa, e veramente ho girato tutta la zona montana, ho lavorato in tutta la zona montana e ho potuto recepire molte istanze, avere il contatto diretto con i cittadini. Per quanto riguarda il nostro territorio, tengo a precisare che la montagna pordenonese occupa quasi più della metà di tutto il territorio della provincia di Pordenone. E quindi ha una valenza territoriale molto forte, anche se purtroppo per la scarsità dei suoi abitanti non ha uno specifico, non può fare una specifica massa critica verso
chi di competenza. Parlo della regione, una volta era la provincia di Pordenone, eccetera. Comunque la gente c'è e va sicuramente valorizzata e aiutata in quello che si può, ovviamente. Qui faccio presente che lo spopolamento della zona montana non è cominciato oggi, è cominciato, per quello che riguarda il Friuli in generale, ma anche la provincia di Pordenone, nei primi anni del Novecento, ed è proseguita gradualmente fino al terremoto, sostanzialmente. Col terremoto si pensava che magari ci sarebbe stato un rientro nelle zone, soprattutto nelle zone montane, che erano quelle che avevano subito più l'emigrazione. Questo è stato fino a un certo punto, ma molto relativo. Tuttavia bisogna dire che la gente che è rimasta sul territorio merita la massima considerazione da parte di chi di competenza, e le amministrazioni comunali che hanno operato in maniera ininterrotta con tutte le difficoltà della zona, e anche qualche volta scontrandosi con le difficoltà burocratiche che non tutti erano capaci, in grado cioè di recepire e di superare. Ma ringraziamo sicuramente Arturo, perché ci ha dato, come dire, uno scorcio di questo problema che va risolto, che va tenuto in considerazione. Andiamo, perché la trasmissione sta per finire, andiamo a salutare Alberto che ci sta aspettando fuori. Ecco, se mi seguite andiamo qui. Alberto, eccoci, anche questa volta ce l'abbiamo fatta, è andata bene, spero tu abbia visto la sede, la nostra sede, è una sede in un edificio nuovo. Sede nuovissima, persone come sempre preparate all'altezza, no? Mi sembra di capire, caro Loris, anche perché i problemi della montagna, come avete poi sentito, sono tanti, variegati, ma soprattutto per risolverli ci vogliono persone giuste nel posto giusto. Esatto, dici bene, persone giuste nel posto giusto, non possono venire qui tutti e occuparsi di tutto. C'è gente che vive qua, che conosce i problemi, ed è per questo che noi vogliamo in qualche maniera far sì che lo spopolamento non avvenga o avvenga ritardi il più possibile. Finisce qui questa nostra trasmissione, questa nostra sesta puntata dalla sede di Maniago. Un saluto a tutti quanti voi, cari telespettatori, e un ringraziamento naturalmente a tutti quanti voi. Alla settimana prossima e grazie a Loris. Arrivederci. Arrivederci.